È quasi ridicolo che i conti li dobbiamo fare noi e non li faccia mai chi avrebbe la responsabilità di raccontarci quanto la strada pedemontana veneta impatta sul bilancio della nostra regione. Abbiamo rifatto i conti e li rifaremo ogni 2 mesi perché siamo davvero preoccupati di quello che accadrà alla nostra regione quando finalmente Zaia avrà finito di fare il presidente del Veneto. I conti però non tornano. Ogni volta che li rifacciamo i conti non tornano mai e non tornano perché Zaia e De Berti non ci dicono la verità sulla strada pedemontana veneta. Avrebbe dovuto costare almeno il primo anno 15 milioni di euro, ci dice il terzo atto convenzionale siglato nel 2017. Costerà sicuramente 51,8 milioni, ci ha detto Zaia e De Berti in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per il 2025 e se noi iniziamo a guardare i primi mesi dell'anno pensiamo che quei 51 milioni non basteranno neppure e che la voragine del bilancio regionale della Pedemontana è destinata ulteriormente a peggiorare. Hanno tentato di fare la televendita con l'operazione sconti sui pedaggi per i veicoli leggeri, non ci hanno detto quanto questa operazione di sconto impatterà, dai nostri conti non sarà comunque sufficiente per contenere le perdite della Pedemontana. Siamo dunque molto preoccupati, chiediamo con questi conti da rifare al Presidente Zaia e alla Vicepresidente De Berti di venire in aula e dire finalmente ai veneti quanto costa la strada pedemontana.